Lei è presidente del Consorzio Universitario Agrigentino, ecco, cosa dire ai tanti agrigentini che attendono risposte positive, in particolare mi riferisco ai giovani e anche alle famiglie che magari vedevano nell'Università Agrigentina una possibilità di avere i figli qui e di poter studiare? Io credo che un consorzio universitario, una realtà come quella della provincia di Agrigento, sia non indispensabile, sia fondamentale e quindi bisogna assolutamente rivitalizzarlo. Il consorzio sta uscendo fuori da un momento estremamente delicato, lo sappiate tutti. L'Università di Palermo si è disimpegnata e sta chiudendo una serie di corsi. Quest'anno 2018-2019 sarà un anno di passaggio. Io sono entrato ai primi di gennaio a presiedere questo consorzio, stiamo lavorando per mettere i conti in ordine e per ripartire con il 2019-2020. Agrigento deve crederci, ci deve credere la provincia, ci devono credere i comuni della provincia, ma il consorzio è un elemento fondamentale dello sviluppo di questa realtà. Faremo di tutto perché questo possa avvenire. E la Regione farà qualcosa? La Regione ha già fatto parecchio, devo dire. Ultimamente il professore Lagalla e il professore Armao hanno lavorato in maniera molto attenta perché si riparta e perché i fondi arrivino normalmente come deve essere, in modo tale che si possa fare una programmazione a lungo termine. Abbiamo fatto una serie di riunioni, tra l'altro promosse da noi, con tutti gli altri consorzi e con la Galla, abbiamo avuto delle assicurazioni, le risorse sono state diminuite da 3 milioni e 8, sono arrivate a 3 milioni e 2 per tutti i consorzi, ma vogliamo perlomeno la certezza di averle e poi dobbiamo avere il territorio che deve darci una mano, perché il territorio non può disinteressarsi, i comuni della provincia non possono disinteressarsi del consorzio, perché se vive il consorzio vive tutta la provincia.